Test e tamponi gratuiti a Cagliari in una delle 17 sedi scelte. Siamo nella via De Giovannis, nella scuola media Alfieri, in tanti. Il primo mattino, ingressi consentiti dalle 8:30, ma sono in tanti qui da ben prima, in fila pazientemente in attesa del proprio turno. Ingressi scaglionati, massimo distanziamento, mascherina in viso, ma soprattutto tessera sanitaria importantissima, obbligatoria per poter accedere al servizio e per poter ricevere il codice che permetterà alle persone di sapere l'esito in maniera totalmente privata, l'esito del test. Sono in tanti qua in fila pazientemente, persone di una certa età, ma persone anche comunque abbastanza giovani, a dimostrazione del fatto che questo è un obbligo civile, un obbligo per tutti, a prescindere dalla situazione diciamo di salute, quindi a prescindere dal fatto che si sia in una fascia, che ci si possa trovare in una fascia di debolezza immunodepressiva. Questa è Cagliari, la fila per il test alla scuola De Giovannis. Siamo riusciti a parlare anche con la dirigente scolastica, che quindi ci ha dato le sue dichiarazioni, però noi vi mostriamo in questo video la gente, la fila delle persone che in orario scolastico sono qua in attesa del proprio turno, in attesa di fare il proprio tampone per quello che è un obbligo civile, in un servizio totalmente gratuito. Questa è la situazione. Ingressi scaglionati dalle 8:30 sino alle 12:30, per poi riprendere dalle 14 fino alle 17:30. Oggi e domani, sabato 6 e domenica 7 marzo.